Amici dello Scrigno del Calcio, eccoci qua e oggi parliamo di una storia che forse ha qualche legame, anzi sicuramente ha qualche legame con l'attualità, perché quando io sto girando questo video a settembre del 2024 abbiamo clamorosamente l'Udinese prima in classifica, non vincerà lo scudetto l'Udinese, questo è abbastanza chiaro, ma è una di quelle sorprese di inizio stagione che spesso si hanno in Serie A, poi magari i valori delle grandi escono fuori e il titolo va poi alle squadre che più o meno se lo dovevano contendere anche in estate. Tra l'altro sul nostro canale, nella sezione community, ci sono un paio di sondaggi: chi vincerà lo scudetto, chi sarà il capocannoniere, quindi se ci andate vi divertite, votate e poi vediamo alla fine dell'anno se i voti principali avranno poi attinenza con la realtà. Prima di raccontarvi la storia vi invito, a proposito del canale, ad iscrivervi al canale, quindi se non siete ancora iscritti mi raccomando fatelo, lasciate like, commenti, così sostenete il canale il più possibile. Ci sono anche le pagine social in cui seguirmi: il Popolo del Calcio anni 90 sia su Facebook che su Instagram, e il Popolo del Calcio, che è il blog con tante storie, tante notizie anche proprio sulla Serie A, sulle maglie, sul fantacalcio, insomma tutto quello che vi può servire ed interessare. L'Udinese prima in classifica dopo la vittoria di Parma per 3-2, da 0-2 a 3-2. Udinese prima in classifica anche con Guidolin nel 2013-2014, e Udinese prima in classifica, non l'ha ricordato nessuno e allora lo ricordo io, nel 2000-2001, una stagione stranissima, almeno all'inizio. La stagione è strana intanto perché il campionato comincia ad ottobre, il 1° ottobre, perché c'erano state le Olimpiadi di Sydney dell'estate del 2000. 1° ottobre 2000 inizia il campionato, l'Udinese è allenata da Luigi De Canio. Qui voi vedete questo album di Calcio 2000 con le figurine gratuite con il giornale. Qui c'è già Spalletti, Luciano Spalletti nella panchina dell'Udinese, perché poi uscivano gli aggiornamenti e poi vi spiegherò cosa ci fa Spalletti al posto di De Canio. Questa è la maglia dell'Udinese del 2000-2001, classica strisce bianconere, e qualche giocatore, come vedete qui Stefano Fiore, forse il giocatore più rappresentativo di quell'Udinese, con una maglia che sembra quella che a volte indossano gli arbitri adesso, questo giallo fosforescente. Mi ricordo utilizzata per esempio a Udine, a Verona Udinese 1-1, e credo che ne avesse anche una blu, perché mi ricordo Juventus Udinese 1-2 con la maglia azzurra blu dell'Udinese. Questa è l'Udinese grosso modo con tutti i giocatori. Ci sono anche dei giocatori di cui io non ricordo nulla. Questo Julio Gutierrez, onestamente oggi non so chi sia, so chi fosse all'epoca. Gargo invece me lo ricordo molto bene. Alberto me lo ricordo, e qui c'è anche un giovane Iaquinta, Margiotta, insomma tutti i giocatori di quell'epoca dell'Udinese. C'è De Canio, come abbiamo detto, in panchina. L'Udinese parte fortissimo, resta imbattuta nelle prime giornate, batte il Brescia la prima giornata 4-2. Io mi sono andato a rivedere le immagini di quell'Udinese Brescia giocata in un pantano incredibile. Oggi si rinviano delle partite o si sospendono delle partite quando ci sono degli accenni di pioggia. Fino a una ventina d'anni fa e poco più si giocavano le partite anche in condizioni quasi al limite. Io non so se fosse un bene o un male, credo che forse la via di mezzo sia come sempre la soluzione migliore. Oggi si rinviano delle partite, tra l'altro non ci sono date per recuperarle, però continuano a rinviare delle partite per motivi abbastanza strambi. Un tempo si giocava anche se sembrava la partita di Fantozzi, scapoli ammogliati con i giocatori che affondavano poi nell'inseguire il pallone. Udinese-Brescia fu una partita simile a quella. Pareggia a Verona in rimonta 1-1, e mi ricordo pure quella sotto la pioggia. Vince 3-0 contro l'Inter con una stranissima maglia arancione e blu, sembrava la Pistoiese. L'Udinese mette in mostra i suoi gioielli, che sono soprattutto nella parte offensiva del
del campo, Fiore, di cui abbiamo parlato prima, c'è Roberto Sosa, che non è un centravanti bello da vedere, ma è un centravanti che in quegli anni fa gol e farà tanti gol in quella stagione, e c'è Roberto Muzzi, che come seconda punta forse è stata una delle seconde punte migliori della Serie A di quegli anni. Gli è mancato forse la possibilità di giocare in nazionale, lo avrebbe meritato. Credo che un giocatore come Muzzi oggi farebbe tanto comodo anche alla nazionale italiana. Fatto sta che l'Udinese si ritrova alla quarta giornata a vincere all'inizio di novembre 2-1 in casa della Juventus. Tra l'altro proprio Muzzi sembra in procinto di passare alla Juventus, poi l'affare non si concretizzerà, ed è prima in classifica assieme a un'altra rivelazione forse ancora più grande di quell'Udinese, che è l'Atalanta, ancora più grande perché è neopromossa dalla Serie B, l'Atalanta di Vavassori. Sono appaiate al primo posto della classifica. La giornata successiva si gioca Udinese-Lecce allo stadio Friuli. L'Udinese vince 2-0 ed è clamorosamente prima in classifica in solitaria. Il primato durerà una giornata soltanto, perché i friulani perderanno poi la giornata successiva a Parma. In testa alla classifica si isserà la Roma, che poi vincerà lo scudetto. Il duello sarà tra Roma e Juventus, con la rimonta della Lazio poi nel girone di ritorno. E l'Udinese abbastanza sorprendentemente, un po' come a sorpresa, era arrivata in testa alla classifica, progressivamente inizia a perdere posizioni, inizia a perdere tanti punti e tante partite, fino ad essere risucchiata addirittura in zona retrocessione, tant'è che a metà marzo, dopo la sconfitta proprio contro il Parma allo stadio Friuli per 3-1, si avrà l'avvicendamento in panchina tra De Canio e Spalletti. Arriverà Spalletti, che porterà i bianconeri alla salvezza. La salvezza aritmetica arriverà alla penultima giornata, vittoria per 1-0 a Bergamo contro l'Atalanta. Quella stagione che era iniziata con questa imbattibilità e addirittura col primo posto in classifica, l'Udinese si ridimensiona piano piano, non lotterà neanche per arrivare in Europa, dove invece aveva giocato, vincendo anche l'Intertoto in una finale drammatica con il Sigma Olomouc. Mi ricordo, partita finita ai supplementari, vinta 4-2 con pareggio e gol del 3-2 proprio nel finale, nella tarda estate del 2000. Il campionato poi dell'Udinese sarà forse addirittura al di sotto di quelle che erano le previsioni di inizio stagione, e molto al di sotto di quel clamoroso primo posto della quinta giornata del campionato 2000-2001 a novembre del 2000. E noi siamo qui ad aspettare che cosa ne sarà dell'Udinese 2024-2025, prima in classifica dopo la vittoria di Parma. Vedremo alla fine della stagione, magari scrivete nei commenti un pronostico su come finirà la stagione dell'Udinese, e anche lì a maggio vedremo chi ci avrà indovinato, se il buon e finora sconosciuto Runjaic, allenatore dell'Udinese, saprà affermarsi nel difficile campionato italiano. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, così vi racconto altre storie, così paragoniamo storie del passato ad attualità. Per oggi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti.